Nessun pericolo di crollo per il ponte dei Bareteri, chiuso da oltre 24 ore al transito pedonale acqueo in seguito a un improvviso smottamento che aveva aperto una crepa nella struttura. Una situazione temporanea che dovrebbe concludersi nelle prossime ore con la riapertura dello storico manufatto nel sestiere di San Marco, tra Rialto e la piazza, lungo uno degli itinerari più battuti dai turisti. A tranquillizzare sulla tenuta della struttura sono i tecnici di Insula. Gli addetti hanno lavorato per tutto il giorno per stuccare la crepa che non sembra presentare particolari criticità. Un monitoraggio settimanale è stato comunque disposto per tenere il ponte sotto controllo anche una volta terminato l'intervento, eseguito sotto lo sguardo preoccupato del presidente dei gondolieri veneziani Aldo Reato, che per buona parte della giornata ha voluto assistere ai lavori. A causare del problema non è stata questa volta la mancanza di manutenzione negli urti delle barche in ferro che più di una volta hanno causato danni a edifici e ponti della città. Qui è stato già appurato, già nel 2005 che hanno fatto degli interventi, c'è uno smottamento fra le due isole, quindi il ponte che collega le isole purtroppo subisce questo evento negativo. Come gondolieri passiamo tutti i giorni sotto questi ponti, ricorda Reato, e non di rado siamo noi a inviare segnalazioni sui problemi di questa bellissima e fragile città della quale ci consideriamo le sentinelle. Cerchiamo di dare un apporto all'amministrazione, alla città, vedendo se c'è qualche problematica, e onestamente fino adesso quando c'è stato da intervenire sono sempre intervenuti.